Era stata la Chiesa di Agrigento, attraverso il settimanale L'Amico del Popolo, a scrivere una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, puntando il dito sulla triste storia che riguarda la cattedrale di San Gerlando. Signor Presidente, ha scritto il direttore del settimanale Carmelo Petrone, il giorno della sua visita cadrà a 6 anni, 4 mesi e 9 giorni dalla chiusura al culto della cattedrale, perché il colle su cui è costruita attende di essere messo in sicurezza. In tutti questi anni abbiamo sentito solo promesse. Sulla cattedrale, scrive ancora Carmelo Petrone, è calato un silenzio assordante. C'è un passo del direttore del settimanale cattolico che dice tutto sulla vicenda. Le profonde fenditure che sfregiano il volto della cattedrale sono ferite profonde alla Chiesa e alla civiltà di questa terra. Noi, signor Presidente, conclude Carmelo Petrone, le diciamo arrivederci, nella ferma speranza che nel corso del suo mandato lei torni ad Agrigento per sentire suonare le campane di San Gerlando e restituire all'Italia e al mondo la cattedrale normanna. Alla lettera aperta del settimanale diocesano sono seguite altre 2 lettere scritte dai responsabili provinciali di UIL e CGIL. Questa nostra provincia, scrive il segretario generale della UIL Agrigentina, Calogero Acquisto, si trova in una situazione di grande difficoltà socio-economica. Lei da siciliano conosce bene la nostra isola. La cosa più grave, aggiunge il segretario della UIL nella lettera a Mattarella, è che ancora non si vedono segnali di ripresa per questa provincia dove il tasso di emigrazione è cresciuto in maniera spaventosa. Siamo sicuri, scrive la UIL al Capo dello Stato, che lei farà di tutto per rendere focale all'interno delle istituzioni questo lempo di terra. Anche il segretario della CGIL Massimo Raso sottolinea lo stato dell'economia che secondo lui è in coma profondo. Pur non essendo invitati ai momenti cerimoniali, scrive Raso a Mattarella, non vogliamo farle mancare il nostro benvenuto ad Agrigento. La nostra provincia, scrive ancora la CGIL, si trascina irrisolte le tante questioni che la condannano ad essere sempre agli ultimi posti di tutte le graduatorie. Massimo Raso sottolinea anche gli aspetti positivi che in provincia ci sono. Speriamo, scrive ancora la CGIL al Presidente della Repubblica, che la sua venuta possa segnare un cambiamento reale. Intanto, in città, ci si prepara per accogliere il Capo dello Stato quando mancano ormai 2 giorni all'appuntamento.